Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Zeno e adesso reagiremo a un video horror makeover di ste qua, che tipo si fanno tutti i trucchi, tutte le plastiche facciali per riuscire a fare tipo delle robe horror. E la prima è questa. Allora iniziamo subito. Diavolo, che stai facendo? Mi fa Maleficent. Oddio, che è? È una maschera. Trucchi. Si colora il corpo di rosso magicamente. Ora le ombre. Proprio per la musica. Che effetto è? Oddio, come se le lenti a contatto rosse. Adoro le lenti a contatto. Quanto è figo. Wow. Cosa prende? Oh? Il fumo? Oddio, è venuto tipo strabene. Mamma mia. Oddio, il fuoco. Ma passiamo al prossimo. Capito? Passiamo al prossimo. Vedo già una roba un po' strana. Ah, basta con queste cose con la plastilina. Se devo dire inquietante. Allora, che schifo! Ho già capito cosa sta facendo, tipo un verme che prende possesso del suo corpo e lei è dentro. Non l'ho mai visto questo video, quindi le reazioni sono vere. Ah, il green screen! Il green screen! Ecco perché. Perché cosa c'entra? È fighissimo, è venuto bene. Basta! Inquietante. La cinta spenta. Poi, vediamo, si mette subito dei denti attaccati là. Forse fa la bocca tipo lunghissima. È vero, sì, ho ragione. Sì, e quindi però mi fa... È vero, fa paura. Ma non sembra. Va bene, aspettiamo. Va bene. La parte la tinta. Che si fa gli occhi così. Ah, ok. Oddio. Ora decisamente inquietante. Tipo si colora la bocca, si mette quella maschera, sembra tipo un robot, un cane, però con i denti un po' più affilati. Fakes, che sarebbe tipo il colore rosso. Gigante, boh, ma che ne so. Gialli ovviamente, perché è davvero pirate, è davvero un mostro. Sembra tipo un lupo zombie. Perché si è fatto un occhio nero e le crepe? Che figo! Che figata! Questo è inquietante. Mamma mia! No, è finito! Vabbè. Questo è tutto. Alla prossima volta. Ciao ciao. Ciao ciao.